Sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa, dove all'alba, a circa 5 miglia, si è registrato l'ennesimo naufragio, con 7 vittime finora accertate. 2 motovedette della Guardia Costiera erano appena arrivate in un tratto di mare fra Lampedusa e Lampione. Le onde hanno fatto ribaltare il barcone dei migranti. Le salme portate sul molo Favarolo appartengono tutte a delle donne annegate, una delle quali in avanzato stato di gravidanza. Un centinaio di migranti è stato salvato grazie anche all'intervento di un'altra motovedetta della Guardia di Finanza, ma ci sono 10 dispersi e molti di loro, secondo alcuni superstiti, sarebbero bambini. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio. Adesso le salme superstiti sono sul molo Favarolo, sono tutti migranti subsahariani. Erano partiti dalla Tunisia. L'inchiesta dalla Procura di Agrigento punta ad individuare gli scafisti dell'ultimo viaggio finito in tragedia e i basisti in Nord Africa. E sono 256 migranti approdati a partire dalle 3:30 con 4 diversi barconi. 3 imbarcazioni sono state soccorse al largo. La quarta, con 6 tunisini a bordo, è invece riuscita ad arrivare alle 7 circa direttamente in porto. Anche ieri c'erano stati 4 sbarchi sull'isola con un totale di 136 persone. Nel centro di prima accoglienza sono state avviate le procedure di identificazione di tutti i nuovi arrivati, che vengono anche sottoposti a tampone rapido anti-Covid da parte dei sanitari. Passaggi indispensabili coordinati dalla Polizia di Stato per pianificare i trasferimenti o verso la terraferma o sulle navi quarantena. Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, non vale a nulla la solidarietà che adesso ci arriverà, perché la solidarietà deve essere vera e concreta. È lo sfogo del sindaco di Lampedusa Totò Martello, che attacca il presidente del Consiglio Mario Draghi per il suo silenzio sull'emergenza. Continua, dice il sindaco di Lampedusa, il silenzio di Mario Draghi. Sono passati 15 giorni, se non di più, da quando ho chiesto d'essere convocato per discutere di quello che avviene nel Mediterraneo. Ed essendo presente sul territorio potrei sicuramente portare, prosegue Martello, una visuale diversa sul fenomeno. E chiede nuovamente un incontro. Non si può continuare, prosegue, con la logica di una continua emergenza. Bisogna affrontare il fenomeno con un approccio differente, libero dalle speculazioni della contrapposizione politica, incentrato sulla vera tutela dei diritti umani. E bisogna farlo subito, perché mentre la politica continua a discutere, la gente muore in mare.